8 settembre 2023, anche in Veneto, si festeggia la Giornata Mondiale della Fisioterapia, giornata dalla doppia valenza, visto che si celebra un anno dalla formazione degli omonimi ordini professionali. Nei giorni scorsi l'incontro a Mestre. Noi siamo la terza professione come numero di professionisti presenti in Italia, dopo i medici e gli infermieri. Siamo circa 70.000 sul territorio nazionale e 5.000 nel Veneto. Fisioterapia è professione presente in tutti i luoghi di vita, tema scelto per l'occasione, abbracciato dalle sezioni venete. Chiedono alla Regione di istituire la figura del fisioterapista di comunità. Stiamo lavorando attraverso la proposta del fisioterapista di comunità, già presente in altre regioni, ma ancora non presente purtroppo da noi, ma siamo fiduciosi che l'amministrazione regionale dia spazio a questa ipotesi di lavoro. I fisioterapisti, professione che in ambito riabilitativo si occupa tanto di bimbi quanto di adulti, prevenendo o curando problemi legati all'apparato muscoloscheletrico, neurologico o viscerale. Attraverso questa giornata vogliamo proprio avvicinarci alla popolazione, ai cittadini, a far capire come rivolgersi a un fisioterapista, come riconoscere che il fisioterapista a cui si rivolgono è effettivamente un iscritto all'ordine professionale